Benvenuti, oggi è domenica 13 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:30 e tramonta alle 19:32. La luna si leva alle 20:14 e cala alle 6:25. Oggi si celebra Papa Martino I. Il nome Martino deriva dal latino Martinus e significa dedicato a Marte. Il 13 aprile si celebra la giornata internazionale del bacio. Questo gesto, oltre ad avere benefici per la salute emotiva e fisica, attiva 35 muscoli facciali, aumenta l'autostima, riduce lo stress e migliora la circolazione sanguigna. I baci contribuiscono a mantenere giovani e favoriscono il benessere di cuore, anima e corpo. Alberto Zangrillo, che oggi festeggia 67 anni, è un rinomato medico anestesista ed è stato il medico di fiducia di Silvio Berlusconi. Ha guadagnato notorietà durante la pandemia nel 2020 grazie alla sua posizione di responsabilità all'ospedale San Raffaele di Milano. Zangrillo è noto anche nel mondo accademico, con oltre 800 pubblicazioni. Oltre alla medicina ricopre la carica di presidente del Genoa, il club di calcio più antico d'Italia in Serie A. Tanti auguri a Guglielmo Mariotto, che oggi compie 59 anni. Originario del Venezuela ma trapiantato in Italia, Mariotto è un affermato stilista e una figura carismatica della televisione italiana. La sua presenza come giudice in Ballando con le Stelle, il celebre show di Milly Carlucci su Rai 1, ha catturato l'attenzione del pubblico fin dal 2010 per la sua severità. Oggi Ludovica Comello festeggia i suoi 35 anni. La sua carriera ha preso il volo nel 2011 quando è stata scelta per partecipare a Violetta, la telenovela di Disney Channel girata in Sud America. Per prepararsi al ruolo di Francesca si è trasferita a Buenos Aires dopo aver seguito un corso intensivo di spagnolo. Il successo della serie le ha garantito un posto anche nella stagione successiva. Nel 2016 Ludovica ha debuttato come conduttrice di Italia's Got Talent su TV8. Poi nel dicembre dello stesso anno è stata annunciata come una dei concorrenti del Festival di Sanremo 2017, dove ha presentato il brano Il cielo non mi basta. Il 13 aprile segna la nascita di uno degli inventori più influenti nella storia della comunicazione, Antonio Meucci. Nato nel 1808 a Firenze, Meucci è considerato da molti il vero pioniere del telefono, avendo ideato e realizzato un dispositivo di comunicazione elettrica anni prima che Alexander Graham Bell depositasse il famoso brevetto. La sua invenzione, originariamente chiamata teletrofono, dimostrò la possibilità di trasmettere la voce umana attraverso fili elettrici, gettando le basi per lo sviluppo futuro della telefonia. Ma sapete quale pianeta si formò per primo? Il Sistema Solare si formò circa 4,5 miliardi di anni fa. Studiando i sistemi stellari giovani della Via Lattea e creando simulazioni al computer, gli astronomi stanno capendo come nacque il Sistema Solare. Sembrerebbe che il pianeta gigante Giove si formò per primo e poi influenzò la nascita degli altri. I pianeti terrestri forse nacquero per ultimi. Buona domenica ai 12. Oggi la luna si compie piena in un'elegantissima bilancia, ma nonostante l'eleganza è abbastanza agguerrita con Marte. Cosa ci vuole dire? Scopriamolo insieme. Ariete. Questa luna piena in bilancia è decisamente opposta al Sole che naviga nei vostri gradi e quel che peggio è anche quadrata a Marte. Probabilmente oggi prenderete coscienza che alcune cose non sono proprio come vi aspettavate che fosse, qualche sorpresa forse con il partner. Toro.
Una giornata decisamente all'insegna di Urano, un Urano che stranamente mi invita proprio alla riflessione e a stare un pochettino più cauti, più fermi. Avete tutte le energie e fremete come una tigre in gabbia, state pianificando come affrontare la prossima settimana in una maniera vantaggiosa e criteriosa. Gemelli, Giove oggi è in perfetto accordo con la Luna, una luna piena che vi darà una grande forza e vi permetterà di essere al centro dell'attenzione per tutti i vostri affetti. Sapete benissimo che la prossima settimana cambieranno molte cose per voi del segno dei Gemelli, per cui vi chiedete come sarà affrontare i cambiamenti che avete comunque deciso. Cancro, una giornata oggi che vede il vostro Marte, ospite nei vostri gradi, non andare per niente d'accordo con una luna piena in Bilancia, il che significa che gli obiettivi sono sicuramente realizzati e che sono giusti, ma che per questo forse andrete in contrasto con il partner o con qualcuno a cui tenete. Ciò non di meno, non avete voglia di fare retromarcia. Leone, giornata oggi con una luna piena amica, una luna un po' confusionaria e che tra l'altro si oppone proprio al vostro sole. Per cui oggi questa luna vi metterà nelle condizioni anche di ascoltare delle critiche, di mettere in discussione voi stessi in maniera costruttiva. Siate umili. Vergine, giornata oggi con una luna piena che porta sicurezza, che porta assolutamente quello che desideravate più di ogni altra cosa. Dopo tanto stress, un'oasi di serena concretezza e felicità. Bilancia, la luna tiene banco oggi protagonista nei vostri gradi con il suo compiersi piena, anche se è in quadratura a Marte e tende a essere molto polemica e critica, per cui oggi tenderete a difendere le vostre decisioni a spada tratta e non permettere neanche a voi stessi di nutrire dubbi sul vostro operato. Scorpione, giornata oggi con una luna molto movimentata e caotica che tra l'altro interviene proprio su uno dei vostri pianeti più importanti, su Marte. Molto probabilmente ci sono delle aspettative ancora non soddisfatte. Mantenete la calma e in amore vedrete che le cose andranno meglio se solo toglierete quel carico di aspettative che probabilmente vi tira brutti scherzi. Sagittario, giornata oggi molto interessante, una luna amica seppure portatrice di grandi critiche, di visioni assolutamente oggettive e poco romantiche. Probabilmente oggi una presa di coscienza importante vi farà accettare le cose per come sono e non per come vorreste che siano. Capricorno, una luna oggi di quadratura piena e opposta, è quadrata a Marte, opposto ancora ai vostri gradi. Una domenica un po' tesa, una domenica che potreste passare tra la noia e il nervosismo perché qualcosa probabilmente non è andato secondo le vostre aspettative. Pazientate e divertitevi con gli amici. Acquario, una giornata oggi che vede ancora una luna molto amica nonostante la sua opposizione di Marte a Plutone nei vostri gradi. È tutto un guazzabuglio di contraddizioni che oggi vi fa felice ma anche un po' nervosi per una serie di comunicazioni poco attendibili da parte delle persone che avete intorno. Pazientate. Pesci, la luna è abbastanza distante dai vostri gradi nel compiersi piena, ciò non di meno farà in modo di stimolare il vostro Marte e di fomentare in voi l'aspettativa perché un problema venga risolto una volta e per tutte. Dichiarerete infatti che non siete disposti più a mediare. Alle 8:30 del 13 aprile 1964 Federico Fellini vince 2 Oscar per 8 e mezzo, premiato come miglior film straniero per i migliori costumi in bianco e nero. Il film riflette la crisi creativa di Fellini attraverso il personaggio di Guido Anselmi, interpretato da Marcello Mastroianni, che incarna l'alter ego del regista. Inizialmente senza un titolo definitivo, 8 e mezzo simboleggia proprio l'essere stata l'8ª opera di Fellini. Martin Scorsese lo elenca tra i suoi film preferiti. Quante volte abbiamo detto I know my chickens?
strizzando l'occhio per far vedere a tutti che noi l'inglese lo sappiamo alla perfezione. E invece no, la frase conosco i miei polli, utilizzata in italiano, nel Regno Unito si dice I know who I'm dealing with, cioè so con chi ho a che fare. Sorry. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Samuel Beckett, uno degli intellettuali più rilevanti e complessi del XX secolo, riceve il Nobel per la letteratura nel 1969, ma non lo ritira. Affascinante, specie in età avanzata, ma segnato da una profonda infelicità e da una natura eccentrica. Soffre di quella che oggi definiremmo depressione. La sua gioventù a Dublino accentua la sua introversione. A Parigi l'incontro con James Joyce ha un impatto enorme su di lui, ma si allontana dopo aver rifiutato di sposarne la figlia. La morte del padre sarà una grande ferita per lui, risolta in parte grazie alla psicanalisi. Questo periodo segna l'inizio della sua vera espressione creativa. Dal 1945 al 1955 diventa una figura chiave del teatro dell'assurdo, con opere come Aspettando Godot. Ci salutiamo con la frase del giorno. Una bugia ripetuta a sufficienza diventa verità. Anche il nostro appuntamento di oggi è volto al termine. Ci vediamo quindi domani per una nuova imperdibile puntata dell'Almanacco. Grazie per averci seguiti. Buona giornata dalla vostra Martina.